si è spostata a Mogliano con l'arco di 400 stacco, sta abbastanza tornando. Poi Alessia Badis, la Vianozella, la specialista del problema. Pezzi Torriente Leal, Esercito, prima fazionista Raffaella Lucudo, poi ci saranno Marta Milani, Irene Baldessari e Maria Benedicta Ciccol. Questa è l'ultima partenza che abbiamo visto, l'ultimo colpo di pistola di 3 giorni infiniti. Vado anche a vedere se c'è già la classifica per rappresentativa maschile definitiva. Fiamme gialle Riccardi, Fiamme oro Riccardi Milano, Fiamme oro Padova, Fiamme gialle di Castel Porziano, poi Aeronautica Militare che sarà Coppa Italia. La vincitrice avrà il diritto di fare la Coppa dei Campioni il prossimo anno se lo vorrà, o altrimenti la seconda è giù. Aeronautica Militare quarta, quinti Carabinieri, la Fratellanza 1874 sesta, settimo il Club Palermo, ottava la Country Club 96 Bolzano, non la Rieti Andrea Milardi, decima la E Servizi Futura Roma. Fra le ragazze il risultato non è definitivo, ma comunque proviamo a darle il parziale prima di chiudere, mentre qui siamo con la Bracco che si sta ben comportando. La Bracco è una staffetta di peso come risultato tecnico, seconda frazione che è appena cominciata. E la classifica rappresentativa femminile dice Esercito che farà la Coppa dei Campioni se lo verrà il prossimo anno, una squadra romana che tra l'altro è capitanata da Fabio Martelli, che è anche presidente del comitato organizzatore PG Rieti di Mersiedici, oltre ad essere il presidente del comitato regionale FIDAL Lazio. La Bracco seconda 99 a 120 e mezzo, poi Forestale 92, Fiamme Azzurre, Brescia 1950, Ax Italia Atletica, GS Lazio Gran Trentino, Studentesca Rieti Andrea Milardi, Cusparma e Malignani Libertà Subito. Ricordo che tra qualche giorno avremo i campionati d'Europa 6-10 Amsterdam, il 17 meeting di Padova, il 2, attenzione, tra 2 e 3 dimostreremo, saranno 2 i campionati d'Europa di corsa in montagna ad Arco di Trento. E siamo alla terza frazione con l'Esercito che ha uno squadrone, scappa via Irene Baldessari, l'ottocentista che è salita sul podio nella sua specialità, la trentina, e poi avrà la romana trapiantata Rieti, la compagna di Matteo Galvani, Benedicta Ciccol, Raffaella Bohen Lucudo. Ha corso la prima frazione, aveva fatto anche la finale individuale, la modenese di origine ghanese, e Irene Baldessari va a portare il cambio a Maria Benedicta Ciccol, seconda piazza per Bracco Atletica, e qui 38 e 34 è proprio Nasella che ha portato il cambio a Santiusti, Iusnesi Santiusti, preceduta di poco da una delle gemelle Troiani. Ci sarà Alexandra Troiani in ultima frazione, ma sarà difficile tenere a bada pur se l'italo-cubana è ottocentista. Iusnesi Santiusti Cavaliero. Ciccolo tranquilla con la sua falcata amplissima. Che tu dicevi di aver dimenticato qualcosa forse prima, devi dire che Santiusti merita una citazione. Sì, è piaciuta sui suoi 800, lei il minimo anche olimpico l'aveva già fatto qui, però è sorprendente Troiani che riesce a tenerlo a bada. Intanto Maria Benedicta Ciccol si contenta virgolette di vincere, fa nettamente meglio del 3,48 e 46. Attenzione, è il primato italiano per le società, 3,32,49. Seconda Bracco, terza la Prepagia Busto Arsizio, poi Ax Italia Atletica. Soddisfatte. Record italiano demolito di un secondo. Sì, 3,33,90, era del 2000, la San Donato milanese a Pescara. Quell'edizione di campionato italiano assoluto. Siamo tornati indietro di 16 anni. Anche nella 4x400 dei campionati italiani di categoria juniores venne demolito no, ma battuto il record storico della SNIA di Milano, tempi di Rossana Lombardo, tanto per intenderci, la più giovane delle sorelle, l'altra non era in quel momento in categoria juniores, e Benedicta